negozi che chiuderanno a causa dei tagli al sociale. Dico tantissimi servizi, mi riferisco nello specifico ma non solo ai centri antiviolenza, ai consultori familiari, ai servizi per i bambini e per gli anziani. Ma non c'è solo questo, nelle manovre finanziarie che questo scellerato governo ha ripetutamente presentato quest'estate. Ci sono tagli alle detrazioni, bella frase, generica, ma bisogna vedere quello che ci sta dentro poi in questa frase. Quando si dice tagli alle e agli enti locali e quando detrazioni, minor detrazioni nella nostra dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione dei redditi di tutti noi, significa meno asili nido, più carichi familiari, tagli alla sanità, tagli all'istruzione. Ma come per esempio non ricordare l'aumento dell'età pensionabile a tutte le donne, prima nel settore pubblico e poi successivamente nel settore privato, e lo scippo, perché di questo si tratta, del tesoretto, cioè dei soldi che hanno risparmiato su questi 5 anni che dovevano andare come ricaduta su tutti i servizi intorno alle donne, e invece così non è stato. Dopo non aver mantenuto la promessa di investire 4 miliardi di euro, e dico 4 miliardi di euro, nell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, in servizi per l'infanzia, gli anziani, per la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, il governo ora ha innalzato l'età pensionabile anche nelle donne per il settore privato, senza che nulla, e dico senza che nulla sia stato previsto in cambio per attenuare la disparità dei redditi e delle carriere femminili già fortemente penalizzate soprattutto in Italia. Investire sulle donne significa investire sul futuro. Alcune proposte semplicissime che facciamo in continuazione, che non ci stancheremo mai di fare, che facciamo ancora oggi insieme qua con voi, che se ci sarà la necessità ripeteremo anche la settimana prossima. Un piano straordinario per gli asili nido, per aumentare i servizi educativi e per l'infanzia su tutto il territorio nazionale. Tutelare la maternità sempre, non soltanto con i contratti a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato. Tutelare la condizione di lavoro femminile. Condividere la responsabilità familiare istituendo il congedo di paternità obbligatorio, non solo di maternità obbligatorio, ma anche di paternità obbligatorio, perché solo con una condivisione, solo con una corresponsabilizzazione dei figli si potrà, migliorare la condizione di vita familiare. Sostenere il lavoro femminile anche attraverso incentivi e sgravi fiscali, incrementare le politiche sociali per l'assistenza a malati e anziani e soprattutto, e concludo, reintrodurre a norma contro le dimissioni in bianco, quella norma che è stata una delle primissime cose che il governo Berlusconi ha fatto e che significa la pratica che costringe le donne sostanzialmente a dimettersi con la nascita di un figlio. Diciamo basta a questo governo, siamo stanche, siamo indignate come donne, come persone, basta.